Buongiorno a tutti ragazzi, di fatti insoliti io ne vedo un sacco tutti i giorni, notizie strane, particolari, alcune possono essere vere, alcune possono essere false, però stavolta ho trovato una cosa davvero insolita. Il presidente Donald Trump è consulenti e vorrebbe che gli Stati Uniti acquistino la Groenlandia, ma non sappiamo il perché di questa cosa così strana. Cioè un dipendente della Casa Bianca ha fatto, diciamo, questa dichiarazione alla stampa, quindi è uscita fuori questa notizia che il presidente vorrebbe comprare la Groenlandia. Già come molti, anzi pochi forse ricorderanno, nel 1946 gli Stati Uniti proposero di acquistare l'isola artica della Danimarca per 100 milioni di dollari. Quindi, dopo aver filtrato l'idea di scambiare terra in Alaska con parti strategiche della Groenlandia, però non andò nulla, diciamo, in porto. Stavolta Trump è più che deciso a comprare sta Groenlandia. Non so che cosa se ne può fare, anche perché non si sa il perché la vuole comprare. Forse per la sede di potere, non lo sappiamo ragazzi, perché interessa questo pezzo, diciamo, questo è molto grande. Quindi so che giovedì andrà in Danimarca a parlare di questa cosa, perché come ben sapete la Groenlandia, diciamo, è territorio autonomo della Danimarca, quindi se vorrà comprarla andare in Danimarca, quindi non sappiamo il motivo perché vuole comprare la Groenlandia, ma quando vuole qualche cosa sicuramente qualche cosa c'è che gli interessa di questo, diciamo, pezzo di terra, chiamiamolo così, anche perché non lo so ragazzi, è una cosa che non riesco a capire. Comprare la Groenlandia è come se io mi comprerei il Polo Sud, che me ne faccio? Non lo so, forse ricerche scientifiche, queste robe così, forse questo sì, o forse per avere il potere di fare più ricerche su queste cose qua, ma solo per questo. Se mi compro, faccio esempio, domani potrei comprarmi il Polo Nord o il Polo Sud o l'Artico, che me ne faccio? Che ci costruisco, quindi la vedo un po' strana. Boh. Poi speriamo che riusciamo a sapere di più perché vuole comprare questa famosa Groenlandia. Quindi per adesso vi posso solo raccontare questa notizia, diciamo, strana. Poi se saprò di più, che riusciamo a capire qualche cosa in più, farò un altro video e spiegheremo il perché vuole la Groenlandia. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo al prossimo video.